Rieccoci con Noi Chiesa Diocesi Liguri. In apertura siamo in quella di Chiavari per un appuntamento perché ci sarà una festa doppia domenica 28 maggio, solennità di Pentecoste, nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto, appunto a Chiavari. Il vescovo Gianpio De Vasini ordinerà sacerdoti Don Emiliano Malia e Don Fabio Torri. La celebrazione avrà inizio alle 15:30. A Genova, nella cattedrale di San Lorenzo, padre Marco Tasco ordinerà sacerdoti due giovani diaconi che sono Don Stefano Cicciotti e Don Davide Pone. La messa avrà inizio alle ore 16. Con il servizio di Alberto Macchiavello e di TNN conosciamo meglio il servizio svolto dai due giovani genovesi durante l'anno di diaconato. Un servizio in mezzo alla città, verso gli ultimi e i giovani. Don Davide e Don Stefano, nel loro diaconato, hanno fatto esperienze in realtà diverse, con la Caritas il primo e a scuola il secondo. Camminare verso il sacerdozio vuol dire stare in mezzo alle persone, cercarle e accompagnarle. Lasciamo che siano loro e chi li affianca a raccontarci queste esperienze. L'anno del diaconato praticamente l'hai vissuto al monastero della Caritas, vivendo un servizio verso poi gli ultimi. Che significato ha per te? Secondo me ha un significato molto più profondo di quello che non possa sembrare a prima vista. Penso che sia importante perché mi aiuta ad acquisire uno sguardo innanzitutto su me stesso. Riconoscere che come il Signore si è fatto presente nella mia vita per cambiarla, allo stesso modo desidera farsi presente nella vita di ognuno di loro ed è qualcosa che veramente sento molto vero e molto concreto. Vorrei dire che per me è stato proprio un regalo avere Davide qua. Siamo accompagnati a vicenda, diciamo. Lui si è subito approcciato in modo molto sereno, molto di ascolto, prima di ascolto e di osservazione e poi di coinvolgimento. Uno di noi, è diventato quasi subito uno di noi. L'esperienza più grande che mi porto nel cuore e che spero che mi accompagni nella mia vita, nel mio ministero, è quella del mettermi a nudo dei preconcetti miei, di precomprensioni che io posso dare loro, no? Semplicemente sapere che lì c'è un fratello che ti ascolta e che è lì per passare del tempo con te e chiaramente per aiutarti. La relazione d'aiuto è un ascolto che sia un ascolto attivo, disponibile e pronto poi ad agire laddove serve. Papa Francesco ci ha invitato a vivere un cammino sinodale. Anche qui è possibile vivere questo cammino sinodale, anche qui è possibile ascoltare. Beh, sicuramente qui c'è uno dei polmoni più importanti della Chiesa, che sono gli ultimi. Qui batte il cuore del sinodo, cioè qui batte il cuore dell'ascolto, della Chiesa che cammina. Ecco, loro non sono persone che usufruiscono di un servizio della Chiesa, loro sono Chiesa. Ci sono anche persone di altre professioni religiose, a cui però noi siamo chiamati a rivolgerci, svolgendo un servizio che non sia un erogare un servizio, ma sia annunciare il Vangelo. Ecco, quindi qui c'è sinodo, qui c'è Chiesa che cammina. Oltre a svolgere il servizio di diacono e quindi di aiuto pastorale nella parrocchia dell'Immacolata di Pegli, sei anche professore e insegnante qui all'Istituto Comprensivo di Pegli. Cosa vuol dire per te svolgere questo ruolo? Vuol dire che non mi sarei mai aspettato nella mia vita di finire in cattedra ad insegnare. È stato bello approcciarci, sì, è molto strano, molto particolare perché non sapevo che cosa stavo andando a fare, però in fin dei conti la relazione con i ragazzi è sempre la relazione con i ragazzi, cambia perché sei professore, sei docente. Don Stefano per questa scuola è stato davvero un valore aggiunto per diciamo, la realtà pegliese, perché l'arrivo di una persona giovane che ricopre un ruolo così importante, che può essere un collante all'interno davvero della realtà giovanile, è estremamente importante. Com'è stato entrare a scuola col colletto? Cioè, com'è stato anche l'accoglienza, il rapporto con i ragazzi, con i colleghi, i docenti? Mi sono interrogato molto se dovessi vivere la scuola così, perché comunque la scuola è un ambiente laico, è un ambiente in cui
è a confessionale, io insegno di per sé già una materia esposta da questo schierata, da questo punto di vista, quindi mi sono chiesto se fosse giusto anche per i ragazzi ricondurre religione all'insegnante che loro vedono come prete o simile, ecco. E mi sono risposto che io non posso fare a meno di essere me stesso, e nell'oggi di Stefano c'è l'essere diacono e quindi di conseguenza vestirsi in questo modo. È Stefano che ha fatto la differenza. Il fatto che Stefano abbia le caratteristiche anche vestimentari, diciamo, del clergyman, quindi che non ha nessun problema a essere colui che è anche nel suo modo di presentarsi, non ha creato nessun problema. Il tuo essere qui a scuola ti permette anche di vedere e conoscere la realtà giovanile, non solo quella fetta che viene in parrocchia. Questo per me è stato importantissimo, perché appunto, per esempio, noi qui alla secondaria abbiamo più o meno 600 alunni, la realtà che poi partecipa alla parrocchia è molto limitata. È importantissimo, è fondamentale per capire come pensano i ragazzi, cosa vivono, qual è la loro realtà, qual è il loro contesto, qual è la proposta che può far loro piacere, fare una proposta che corrisponda al loro bisogno. È stato per loro molto bello perché hanno trovato uno spazio in cui potersi esprimere. Ti saresti mai immaginato di tornare a scuola a insegnare? Assolutamente no, assolutamente no. La diocesi di Tortona ha vissuto il secondo dei pellegrinaggi vocazionali organizzati nel mese di maggio, con una intenzione particolare di preghiera per i sacerdoti. Nel giorno della memoria liturgica della Madonna di Fatima, infatti, oltre ad invocare il dono di nuove vocazioni, i fedeli, insieme al clero presente, hanno pregato per la santificazione dei sacerdoti. Vediamo il servizio di Lucia Tolve. Si è celebrata a Tortona lo scorso sabato nel santuario Madonna della Guardia la giornata per la santificazione sacerdotale voluta dal vescovo Monsignor Guido Marini, che ha presieduto la Santa Messa concelebrata da molti sacerdoti diocesani e religiosi. La giornata è stata inserita all'interno dei pellegrinaggi vocazionali che caratterizzano il mese di maggio. Oltre ai sacerdoti era presente un nutrito gruppo di fedeli laici e religiose della diocesi. Questa mattina ci siamo ritrovati al santuario della Madonna della Guardia per il secondo pellegrinaggio vocazionale di questo mese di maggio e nello stesso tempo abbiamo vissuto con i sacerdoti e i diaconi della diocesi la giornata della santificazione sacerdotale. È stata un'occasione bella anche perché oggi è il 13 maggio, memoria della Madonna di Fatima. E proprio alla Madonna abbiamo affidato le nostre tante intenzioni, particolarmente quelle legate alle vocazioni nella nostra diocesi e alla santificazione dei nostri sacerdoti. Siamo poi contenti che questa giornata sia avvenuta qui, dove sono custodite le reliquie di San Luigi Orione, perché attraverso la sua testimonianza, attraverso la sua parola, siamo sempre confortati e anche indirizzati sulla via di una fede più grande, di un'appartenenza al Signore sempre più grande e dunque di una vera e propria santificazione della nostra vita. E quindi è una giornata di gioia, di lode, di ringraziamento al Signore. Domenica 21 maggio nella cattedrale Nostra Signora Assunta a Savona il vescovo Gero Marino ordinerà diacono il 44enne seminarista Francesco Cotta. Genovese, diplomato al Conservatorio Paganini di Genova e al Boito di Parma, dopo un periodo di formazione e discernimento nei Carmelitani Scalzi, nel 2019 è entrato nel seminario vescovile, compiendo la sua preparazione al ministero presbiteriale nella comunità del seminario di Chiavari e presso la Facoltà Teologica di Genova. La messa avrà inizio alle ore 15. Restiamo a Savona, dove si è concluso il ciclo di incontri dedicato ai temi dell'enciclica Laudato Si, promosso dall'Ufficio per la Pastorale Sociale del Lavoro. L'ultimo appuntamento è stato Quale Chiesa per la transizione ecologica, condotto dalla ricercatrice Valentina Rotondi. Sentiamo le interviste di Maurizio Vivalda.
Con l'enciclica Laudato Si, Papa Francesco è riuscito a mettere al centro del dibattito pubblico la questione ecologica. Prendendo a spunto il tema della serata, quale chiesa per la conversione ecologica? Beh, la chiesa delle origini, la chiesa che noi conosciamo sin dall'inizio, la chiesa di San Francesco, non solo la chiesa di Papa Francesco, la chiesa che in tutta questa, nella sua storia ha sempre avuto a cuore il creato, sin dagli albori, sin dalla necessità di mantenere il creato e di creare inclusione intorno al creato. Quindi in una battuta direi questo: giochiamo come nel rugby, guardiamo indietro e cerchiamo di andare avanti. C'è anche, come l'hai citato nella tua relazione, la responsabilità anche personale, individuale. Come da cristiani dobbiamo reagire a questi cambiamenti climatici sempre più gravi? Cambiando i nostri stili di vita, facendoci seriamente delle domande su che cosa acquistiamo, come lo acquistiamo, che cosa consumiamo, come produciamo quello che consumiamo. Lo possiamo fare a partire dalle nostre famiglie, scegliendo come consumiamo e quello che consumiamo nelle nostre famiglie e poi nelle nostre attività lavorative, diventando un pochino il pungolo nella carne che ogni volta stimola a un miglioramento delle relazioni e delle attività. Possiamo dire, guardando alle giovani generazioni, che noi stiamo, come dire, rubando il loro futuro, cioè stiamo utilizzando i beni che serviranno a loro. È una cosa molto grave, cosa ne pensi? È così e allo stesso tempo io vedo in queste nuove generazioni una grandissima opportunità. Loro si sono accorti prima di noi, mi metto dalla parte di chi sta rubando il futuro, perché loro si sono accorti prima di noi che non si poteva andare avanti così. Le prime forme di protesta, magari sbagliate, magari nelle forme errate, però sono arrivate da loro, e allora quello che sarebbe opportuno fare è veramente più un accordo tra generazioni, un nuovo patto tra generazioni, perché o facciamo questo patto oppure coloro che ci perderanno saranno tutti, non solo i giovani e non solo gli anziani. Il Papa ci invita anche a una conversione, la conversione è proprio un cambiamento di vita. Ce la possiamo fare? Sì, ce la possiamo fare, ce l'abbiamo fatta tante volte nel corso della storia dell'umanità. Davanti ad una crisi la conversione è l'unica opportunità di riscatto e di rinascita. Anche questa volta ce la faremo solo se accettiamo di farlo insieme. Al termine dei 6 incontri sulla transizione ecologica si può fare un bilancio. Sei soddisfatto di questi appuntamenti? Direi di sì. Certamente avrei desiderato che ci fosse una presenza anche di quelli che normalmente non sono raggiunti da questi tipi di temi, perché poi si finisce un po' con il sensibilizzare quelli che già sono sensibili, e quindi questo apre un po' la necessità di raggiungere una fascia maggiore di persone. Però certamente questa è una proposta che ha avuto una sua organicità, ha avuto delle offerte da parte di relatori, di esperti di ottimo livello, e apre, secondo me, ancora una volta l'opportunità di creare cammini di un ripensamento del modo di essere come Chiesa di fronte a problematiche sollevate e aperte dalla Laudato Si. Cosa ti ha colpito di più di questi 6 incontri? Personalmente direi, in termini globali, il fatto che noi siamo oggi come Chiesa, come cristiani, sfidati da grossissime sfide in cui abbiamo certamente gli strumenti, le risorse per dare delle risposte, ma che non possiamo ignorare. Il rischio oggi, di fronte a queste problematiche, è di continuare a vivere di abitudini e non farsi interpellare da questi eventi che sono eventi assolutamente epocali. Come pastorale sociale, cosa intendete fare per il futuro? Certamente proseguire anche su questa linea. L'ambito della pastorale sociale è veramente molto ampio, questo oggi merita un'attenzione particolare. Vediamo se è il caso di ripetere come un ciclo di incontri formativi di questo tipo. Direi che il taglio che è stato dato, che è quello di fare degli incontri
aperti a tutta la cittadinanza sia un taglio da conservare, cioè di non farsi sempre queste tematiche in casa nostra e basta. Ora andiamo a Tortona per la festa di San Luigi Orione. Martedì 16 maggio nel Santuario Madonna della Guardia in Tortona il Vescovo Monsignor Guido Marini ha presieduto la Santa Messa nella festa di San Luigi Orione nel 19° anniversario della canonizzazione. La vita di Don Orione, ha detto Monsignor Marini nell'omelia, e la sua attività è stata segnata dalla fiducia nella divina provvidenza, perché ha creduto a Dio e al suo amore, e anche noi dobbiamo incentrare la nostra vita sull'amore del Signore, e come Don Orione dobbiamo anche noi avere la consapevolezza che Gesù lo si incontra così nella sua parola e nell'Eucarestia. Alla celebrazione hanno preso parte numerose autorità civili e militari della provincia di Alessandria, oltre a una delegazione della Polonia con il sindaco di Zunska, Wola. In una sintesi breve, ma molto efficace, della vita di Don Orione possiamo leggere così: confidando nella divina provvidenza, spese tutta la sua vita nelle opere di carità, per educare la gioventù, per servire i poveri, per salvare le anime, al fine di unire al Papa e alla Chiesa, per instaurare tutto in Cristo. In queste poche parole dense c'è tutta la vita, tutta la spiritualità di Don Orione, tutto quello che Don Orione stasera intende ricordarci con la parola e con la vita. Abbiamo vissuto oggi la bella festa di San Luigi Orione. È sempre un'occasione per incontrarsi con questo grande santo, caro certo alla famiglia orionina di cui è fondatore, ma caro molto anche a tutta quanta la nostra diocesi. Incontrarsi con Don Orione significa incontrarsi con un uomo appassionato del Signore, davvero un innamorato di Gesù, che proprio per questo ha avuto il cuore infiammato dalla sua stessa carità. Ed è a partire da qui che si può capire la grande opera di Don Orione, un'opera che ha toccato ogni forma di sofferenza, fatica, difficoltà sul piano fisico, morale, spirituale. Davvero un uomo che ci attrae, ci affascina sempre, proprio perché innamorato del Signore e investito della sua carità e del suo stesso amore. E a Lui affidiamo la nostra vita e affidiamo anche la nostra diocesi, perché continui a pregare per ciascuno e per tutti su questa terra a Lui tanto 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 cara. E sempre a Tortona si è svolto il capitolo generale delle piccole suore missionarie della carità di Don Orione. Lo scorso 8 maggio le piccole suore missionarie della Carità di Don Orione hanno dato inizio al loro 13° capitolo generale. La Santa Messa di apertura del capitolo è stata presieduta dal Vescovo di Tortona, Monsignor Guido Marini, e concelebrata dal Superiore Generale dell'Opera Don Orione, Don Tarcisio Vieira. All'inizio della celebrazione ha preso la parola Madre Maria Mabel, che ha salutato il presule. Noi, piccole suore missionarie della Carità, iniziamo oggi sotto gli occhi della nostra cara Madonna della Guardia e vicine al nostro fondatore San Luigi Orione, il 13° capitolo generale, che si concluderà domenica 28, solennità della Pentecoste.
Nella sua omelia, Monsignor Marini ha sottolineato che soltanto attraverso la preghiera lo Spirito Santo scende su di noi, abita i nostri cuori e vi immette la grandezza e la bellezza dell'amore di Dio. Il suo augurio è stato che questo si possa vivere adesso, durante i giorni del capitolo, ma anche durante ogni tappa del cammino. La confraternita di Nostra Signora di Castello di Savona ha donato una barella pediatrica e una sedia a rotelle pieghevole al reparto di pediatria savonese dell'Istituto Gaslini che si trova nell'ospedale San Paolo di Savona. L'iniziativa è in memoria di Elisabetta Savio, consorella di Nostra Signora di Castello, scomparsa prematuramente nel 2021. Savio aveva lavorato per anni come infermiera nella pediatria del San Paolo e per ricordarle i confratelli hanno raccolto i fondi necessari all'acquisto delle attrezzature. Le scuole paritarie di Genova parteciperanno martedì 30 e mercoledì 31 maggio al torneo FIDA e 2 giorni di sport organizzati dal Centro Sportivo Italiano, aperti alle classi dalla terza elementare alla quinta superiore che si terranno all'Opera Don Bosco di San Pier d'Arena. Sentiamo l'intervista di Francesca Di Palma. Che cos'è, quanti ragazzi coinvolge e da quanto tempo c'è questa iniziativa? Siamo ormai 4-5 anni che sviluppiamo a vario titolo attività come Centro Sportivo Italiano per la FIDA e è parte della mission del Centro Sportivo Italiano affiancare le realtà della diocesi, diciamo di ispirazione cattolica, e la FIDA in qualche modo comunque rappresenta in sostanza le scuole cattoliche. Sono centinaia i bambini e ragazzi che vengono coinvolti, anche perché sono giornate che vengono sviluppate sia per le scuole elementari, sia per le medie, sia per le superiori, e questo ci ha permesso ovviamente di crescere di anno in anno. Eravamo partiti con un triangolare qualche anno fa con Padre Oddone, oggi con Padre Melis abbiamo veramente esagerato, facciamo tantissime cose per coinvolgere sia col calcio sia con altre attività un po' più alla portata di tutti, anche perché non tutti giocano a calcio. Ecco, il Centro Sportivo Italiano, la sezione di Genova supporta e affianca anche la formazione degli educatori, degli animatori che poi svolgono diciamo, le attività estive anche a livello parrocchiale. Il Centro Sportivo Italiano, in quanto ente di promozione sportiva, si occupa proprio sostanzialmente di due cose. La prima, l'attività sportiva, di organizzare l'attività sportiva, campionati, tornei, giornate di semplice sport come facciamo spesso per la diocesi, e l'altra è la formazione sostanzialmente degli operatori che, a vario titolo, che siano dirigenti, che siano allenatori, a volte anche i genitori che partecipano all'attività sportiva degli oratori delle parrocchie e non solo, ovviamente delle società sportive. E quindi sì, in questo cammino noi affianchiamo le società sportive nel prepararle a quello che è adesso, nel caso dell'estate, un momento clou, che è quello dei GREST, dei centri estivi, di tutte le attività che vengono create. E quindi noi ci occupiamo, in collaborazione con la scuola dello sport del CONI, di formare gli operatori. Tengo a sottolineare, con la scuola dello sport del CONI affrontiamo temi prettamente sportivi, come CSI diamo particolare attenzione a temi legati alla gestione dei ragazzi e dei bambini, che sia quella di prima sicurezza, primo infortunio, come proprio per la sicurezza dei ragazzi che a volte portiamo a fare delle escursioni, portiamo a fare dello sport, ma spesso anche dal punto di vista pedagogico, e in questo senso cerchiamo di mettere in condizioni gli operatori, che spesso sono genitori che si prestano, magari non hanno le armi per fare questa cosa, di dargli quel minimo di competenza per gestire situazioni che i ragazzi si portano da casa, famiglie magari in difficoltà, famiglie separate o in separazione, quindi dove i ragazzi arrivano a fare l'attività sportiva con un carico emotivo molto forte. Ecco, invece per quanto riguarda proprio l'attività sportiva nello specifico, com'è andata quest'anno?
Ma allora, stiamo uscendo dal tunnel abbastanza ombroso della pandemia, per quanto anche in quello il CSI si è distinto per essere comunque vitale, addirittura con delle attività fatte online, no? Quindi, come dire, mantenendo aperto un canale con le famiglie, con i ragazzi, che poi è il nostro obiettivo principale. Certamente i numeri sono cresciuti, siamo tornati ad avere numeri enormi nel calcio, nel basket, abbiamo ripreso l'attività nella pallavolo, abbiamo sicuramente una crescita esponenziale in quello che è il mondo dell'outdoor, quindi la mountain bike, penso alle gare che si sono appena svolte con quasi 150 bambini e ragazzi nei boschi della nostra Genova, e adesso poi appunto tutta l'attività dei centri estivi, che è attività fortemente sportiva, polisportiva, come piace poi al CSI. Ecco, tu sei anche coordinatore da qualche tempo dell'ufficio diocesano Tempo Libero, Sport e Turismo, un ufficio che quest'anno ha fatto un cammino, diciamo, di revisione, che si prepara poi all'attività per l'anno prossimo. Sì, diciamo che in logica di sinodo si è un po' fatta una riorganizzazione degli uffici. Mi è stato chiesto in virtù delle probabilmente competenze, delle conoscenze che ho nel mondo dello sport, di seguire anche questa attività, che comprende lo sport, il turismo e il tempo libero in tutte le sue accezioni varie. Per me è un anno di presa visione, di comprensione di quelle che sono le dinamiche sia all'interno della diocesi sia all'esterno, e quindi capire come indirizzare questo ufficio. Oggi l'obiettivo, anche grazie al cittadino e alle altre realtà che ci permetteranno di comunicare meglio con i nostri interlocutori, cerchiamo di intanto far percepire la presenza di un dialogo, di qualcuno che può attivare un dialogo su questi tre temi, che sono appunto il tempo libero, quindi il cinema piuttosto che le mostre, il teatro e qualsiasi altra attività appunto da svolgere nel tempo libero, lo sport, che ne fa una grossa fetta di questo tempo libero, e il turismo, non tanto nell'accezione dei pellegrinaggi quanto proprio nel accogliere per esempio i turisti che vengono da fuori e il valorizzare quelle che sono le attività di tipo turistico che le parrocchie genovesi mettono a disposizione, sia del turismo esterno. Pensiamo a chi scende dalle navi, dalle navi da crociera, anche per il turismo interno, quindi uno appunto nel tempo libero non sa cosa fare, sapere che c'è la parrocchia dell'entroterra o piuttosto che sul mare che organizza quella mostra, che organizza quella rassegna cinematografica, è un modo, come dire, di fare comunità, di fare rete all'interno della nostra comunità. Lunedì Savona festeggerà Santa Rita da Cascia nell'omonima zona del quartiere Oltre le Timbro. La chiesa sarà aperta dalle ore 8, a mezzogiorno sarà recitata la supplica alla Santa della Misericordia, invocata anche come donna del dialogo e della riconciliazione. Alle 16 e alle 19 la benedizione finale. Grazie alla collaborazione attiva con padre Gheorghe Andronic della comunità rumeno ortodossa, che ha sede nella chiesa dal 2015, e del parroco Don Angelo Magnano, anche quest'anno avremo la gioia di festeggiare Santa Rita e vedere il quartiere pieno di gente, bancarelle e soprattutto rose, commenta Milli Venturino dell'Arciconfraternita Santissima Trinità, che anima le preghiere in un'intervista al mensile diocesano Il Letimbro. Con questa notizia si conclude questa edizione di Noi Chiesa Diocesi Liguri. L'appuntamento è di nuovo venerdì prossimo.